Facciamo entrare il primo ospite che è Mirko Stella. Buonasera. Buonasera, Mirko, come va? Tutto bene. A te tutto bene? Tutto a posto. E questo è l'importante, ho sentito che è stata... Settimana è stata la festa di Giuseppe Nappa, però come ogni ricorrenza di lavoro in TV, la festeggia anche tu. Quindi la festeggia con noi. Tantissimi auguri a Giuseppe. Buonasera, scusate. Auguri! Eccoci qua, mi sentite? Buonasera a tutti e siamo qui per la 11ª puntata. 11ª puntata. Aspettatemi grazie. Con la mano di nostro Signore siamo alla 11ª puntata. Sì, stiamo lavorando molto bene, tante soddisfazioni, arrivano tanti messaggi per questa puntata, ci seguono in tanti veramente, io ne sono orgoglioso e fiero. E questa è la... Non solo siamo adesso in diretta, ma stiamo anche in diretta su Facebook. E se volete seguirci in diretta stiamo su Facebook nella pagina Show Napoletano. Bravo la brillante! Brava la brillante, non so perché ogni tanto mi chiamano, puoi parlare, sono giusto. Meglio sapete che senza di voi mi sento perso. Mamma mia, perché io non posso cintura a casa, cioè non sto e chiami. Salutiamo un attimo tutta la regia di Prima di Napoli, salutiamo il nostro fotografo di studio che è sempre con noi, Giuseppe Casori. Guardiamo che c'è alle nostre spalle una vignetta di Ciro Scialò, ricordiamo che anche la grafica è stata curata per le pagine Facebook da Ciro Scialò, ricordiamo tutti i nostri amici che sono collegati con noi, eccola qui Ignazio Le persone che ci seguono da casa, voglio fare anche un saluto al mio amico che ci sta seguendo, Marco Monti, e al suo fratello che ciao, ci segue. ciao Marco! sempre. Ciao, Ci abbracciamo, ti salutiamo. che seguono la La brillante, sono tutti brillantini, fanno brillantini. Scherziamo, dai, non fare queste facce. Che cosa volete? Mirko, questa sera che cosa ci fai? A richiesta dei miei amici, perché mi piace, dice bella la melodia, che dice a fare, poi siamo molto vicini. Quindi noi ce la degustiamo. Ma è una cosa, pensate, cioè, un attimo. Come è andato il compleanno? Allora, devo dire la verità, privatamente era tutto bene, abbiamo festeggiato a casa in famiglia, venerdì 29, speriamo di farne altri 100, 29. Sì. E siamo qui, poi abbiamo lavorato sabato e domenica, fortunatamente siamo di nuovo qui per questa 11ª puntata che è lunedì, sperando che ovviamente questa è una vita sia sempre di corsa. Sì, non si capisce. Ma come ne sai qualcosa? Ho tenuto l'influenza quasi tutta la settimana, ci siamo aggiornati. È stata la serata che dobbiamo fare chitarra e voce con un amico per una serenata. E credimi, con tutte le stelle inguaiate, comunque non abbiamo potuto dire di no. Ed è stato bello ma un po' sofferente per me, ma è stato bello, questa era una bella. Ma noi non ci ferma niente, perché noi no, siamo dei no. mostri. Bravo, come dici Carla e Bore, noi siamo i mostri della televisione, ci ha fatto proprio un pallone di mostri. Si divide l'altra settimana, sì. Allora, signori, noi andiamo con la classe Non è acqua, conti ce la fa. Canta Mirko Stella. Grazie. Questa sera io ho già saputo la verità, che 2 giorni fa visto insieme a chi là. Ma perché mi rite stiva a casa, questo non ti posso perdonare. Tutti quei discorsi che facevamo io e te sono serviti solo per parlare e niente più. E come non scemo ti credeva, ma chi so potevi immaginare? Che dici a fa che non si come a tutte femmine, che dici a fa che si sincera e non si fa vedere, che dici a fa che mi vuoi bene, non mi vuoi perdere.
non può dicere. Perché sei tu che mi fai male dall'anima, perché sei tu che ti nasconde a rete lacrime. Sai mascherarti bene tu, sei proprio un diavolo vestito d'angelo. Ora dentro me non sarà più facile rimanere solo, buoni amici e niente più. Hai giocato con i sentimenti miei, che sto non posso mai accettare. Che dici a fa che non si come tutte femmine, che dici a fa che si sincera e non si fa vedere, che dici a fa che mi vuoi bene, non mi vuoi perdere, non può dicere. Perché sei tu che mi fai male dall'anima, perché sei tu che ti nasconde a rete lacrime. Sai mascherarti bene tu, sei proprio un diavolo vestito d'angelo. Se ti facessero un giro per dire a sti pensieri, forse capisco veri come ci teneva. Ti vedeva diversa da tutto quanto, per me non era come a tanto, era l'amore fatto di carne. Mentre mo non si più niente, si è diventato un ricordo solamente, nata esperienza di vento, nascemo senza sentimento. Che dici a fa che non si come a tutte le femmine? Si fa alla fine, si tale e quale a quelli là, perché si femmine.